Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, nel corso di una cerimonia avvenuta presso la sala convegni Andrea Camilleri, ha consegnato la cittadinanza onoraria a Don Nicolò Salemi, parroco della chiesa Maria Santissima del Carmine, sempre a Porto Empedocle. Tra le motivazioni addotte quella dell'impegno ineccepibile nella nostra casa pastorale, della nostra comunità, e per l'instancabile opera di evangelizzazione, umanità e vicinanza ai bisogni dei più deboli, contribuendo alla divulgazione dei valori della solidarietà e diventando un insostituibile punto di riferimento per le diverse generazioni di persone. L'iniziativa si è inserita all'interno di un altro momento culturale, quello della presentazione del secondo libro di Don Nicolò Salemi dal titolo Con Gesù verso Gerusalemme, un commento ai Vangeli feriali in tempi dell'anno liturgico. Alla presentazione del volume presente anche il vice sindaco Marilu Cacia, assessore alla cultura del comune empedoclino, le massime autorità militari e civili, diversi gli interventi nel corso dell'evento, tra cui quelli di Don Enzo Cuffaro, docente in teologia a Palermo, dell'avvocato Antonio Insalaco, coordinatore del consiglio pastorale della parrocchia Maria Santissima del Carmine, tanta la gente e i fedeli presenti alla presentazione del libro. Sono contento di questo onore che mi dà il sindaco, il consiglio comunale, cittadinanza onoraria, e l'opportunità è stata la presentazione del mio libro Con Gesù in cammino verso Gerusalemme. È un secondo testo che io presento alla Chiesa empedoclina dopo il primo volume che era Chi ha orecchi ascolti, adesso Con Gesù verso Gerusalemme. Il titolo vuole dire che noi, come Bartimeo guarito da Gesù mentre Gesù passava da Gerico, anche noi dobbiamo, illuminati da Cristo, guariti da Cristo, dobbiamo camminare con Gesù verso Gerusalemme. Gerusalemme è il luogo dove Gesù conclude la sua esistenza terrena, la sua morte di croce e la sua risurrezione. Camminare con Gesù per noi significa portare a compimento quel disegno di amore che Dio ha su ognuno di noi. Nella gioia, nel dolore, c'è sempre tutto un discorso di amore che noi dobbiamo accogliere. Questo è il significato anche della guarigione di Bartimeo, aprire gli occhi per riconoscere il dono di Dio e metterci alla sequela di lui. Si sente empedoclino, dicevo. Sono io nativo di Racalmuto e mi sono stabilito qui con la mia famiglia da moltissimi anni, sono ormai più di 60 anni che abito qui in questa città, prima come studente in seminario, poi divenuto prete e da allora che sono rimasto sempre a servizio di questa città e anche di questa chiesa. Caso anomalo perché non per tutti i miei confratelli accade questo, però a me è accaduto, cioè che mi ritrovo qui in questa città proprio sin dall'inizio del mio sacerdozio. Ecco, io voglio bene e amo questa città, amo questa chiesa e sono contento, ecco, di avere anche da parte dei miei parrocchiani e anche di tutti gli amici delle chiese empedocline tanto affetto, tanta stima e tanta comprensione di quello che può essere, ecco, il mio servizio donato a loro, perché c'è un reciproco affetto e una reciproca stima. Parliamo di questa manifestazione, la presentazione di un libro e anche la cittadinanza onoraria donata a Don Salemi. Sì, questa sera abbiamo avuto l'occasione di avere ospite Don Nicola per la presentazione del suo secondo libro, perché già a settembre l'anno scorso aveva presentato il suo primo libro, e con l'occasione abbiamo anche approfittato, perché avremmo voluto consegnarcela a maggio quando compiva i 53 anni di sacerdozio, ma abbiamo ritenuto in questa sede e in questo momento l'occasione gradita per conferirgli la cittadinanza onoraria, perché Don Nicola, cittadinanza che viene data all'uomo e al sacerdote, perché ha amato e ama e continua ad amare questa comunità, si è spesa e continua a spendersi per questa comunità. Ritenevamo doveroso, l'abbiamo fatta con tanto amore e con la volontà di farlo in un momento particolare come la serata di oggi, e quindi il conferimento della cittadinanza onoraria è per noi orgoglio e privilegio nei confronti dell'uomo e del sacerdote. Lo ripeto perché è fondamentale sottolineare che continua a occuparsi della nostra comunità e non soltanto della sua parrocchia, per cercare di mettere a frutto quelle che sono le opere del Vangelo, quindi per noi è motivo di orgoglio. Ecco, perché leggere questo libro? Dunque, intanto si tratta
del commento dei Vangeli dei tempi forti, e quindi Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua. I tempi forti nella liturgia della Chiesa hanno un particolare peso nel cammino del cristiano, e quindi la possibilità di comprendere un po' meglio il testo del Vangelo che noi ascoltiamo a messa e sul quale possiamo prepararci prima ancora di partecipare alla liturgia, leggere il testo del Vangelo e avere un sussidio, come un testo come quello di Don Nicola, che ci permette in un poco spazio, una paginetta e mezza, non più, una comprensione del brano che sarà poi letto durante la messa. Poterlo leggere in anticipo e comprenderlo è un'ottima preparazione per la liturgia, soprattutto per l'Avvento come preparazione al Natale e per la Quaresima come preparazione alla Pasqua.